Però se la palla arriva a Yusai, l'azione è finita. Lo volete capire? Qualsiasi modulo metti, purtroppo, guaglione, è finita l'azione. Bisogna tornare indietro, si perde tempo, non serve a niente. Amici Pellini, lo so, voi state pensando, ma già lo sapete com'è andata adesso che guarda, ma io c'ho qua, vedi il taccuino, riso arborio, brodo, dado Knorr, queste sono le cose, non sto scherzando, ma adesso dobbiamo vedere la formazione, non sono neanche teso per il risultato perché voglio guardare qui il 3-4-3, il 5-4, cominciamo. Come vedete poi le formazioni che scrivono, subito si vede dal primo minuto che sono sbagliate perché non c'è Maksimovic sul centrodestra ma c'è Manolas, come abbiamo fatto nel finale di Parma, c'è Maksimovic centrale per distribuire meglio il gioco. Non ne capite niente, maledetto. Mamma mia, Yusai schifissimo. Mamma mia. Vabbè, hai chiesto da Nim. Bellissimo Lollino, fai gol. Perché non hai tirato prima? Lo so che eri lontano, mannaggia com'era bello. Mannaggia, era la cosa più bella del mondo. Guardano i replay e non fanno vedere i tiri del Napoli. La pressione di Yusai e il tiro di Insigne, basso, bello, forte, mannaggia. Maronna mi si è struppiata Ospina, sicuro a schiena, sicuro si è struppiata. Ospina di mattina, che reumatismo, mamma caro. Voglio questo fazzoletto è proprio le coronarie di tutti noi. Io capisco il primo pressing, se esci bene, poi dopo si aprono gli spazi, però io mi sento pure male. Insigne con la brioscina, un altro? Vabbè, lo sapevo. Troppo bello per essere vero. No, Maronna mia, Ospina. Niente di meno. Io pensavo che Maksimovic ce l'aveva il tempo di mettere il piedino. No, non ce la faceva, era rigore, bravo Ospina. Qua devi ammonire, ma se non c'è tutto il campo davanti, devi ammonire da dietro. Avete sentito il grido su Culli che era rimasto in attacco? E ad una rete, frate, ho capito che ti senti più libero perché no, torna dietro, posizioni. Signora, le posizioni. Non puoi spingere a due mani. No, non l'accetto. Mamma mia, cominciano le mazzate. E Romero, ancora lui. Mamma mia, è scivolato pure Koulibaly, ma che sfaccimma. Ragazzi, fino a mo' proprio scioglimenti individuali. La formazione non è neanche male. Guarda là. E così glieli regaliamo le occasioni. Pensi si pigliamo gol un coppa su calcio d'angolo? Lo state pensando tutti. Calcio d'angolo su questa follia di Insigne. Pensi si pigliamo gol così. Tutti lo state pensando. Buono, demme. Maronna mia. Vabbè, è il momento di lasciare tutti i like che avete. Cercate nelle tasche, avete un like per me e per questa partita che è tatticamente molto interessante. Ne parliamo live tra pochissimo. E cosa darei per sentire quello che dice Gattuso negli spogliatoi a fine primo tempo? Perché qualcosa gli avrà detto, no? Tra le posizioni, le linee, le distanze, i fazzoletti di sfaccini. Non lo so. No. Mamma mia, Ospina. Mamma mia, bellissimo! Vedi, perché tutti questi ciuchi... Lui si gira e dice, ma che boh, state zitto un momento, non mo tempo. Io capisco che tu li devi richiamare, però mi è buffata Waller. Allora abbiamo tenuto 10 minuti di possesso palla, no? 10 meno, ma comunque la differenza rispetto al primo tempo meno frenesia, no? Perché abbiamo sbagliato un sacco di passaggi di prima. Però se la palla arriva a Yusai, l'azione è finita. Lo volete capire? Qualsiasi modulo metti, purtroppo, guaglione, è finita l'azione. Bisogna tornare indietro, si perde tempo, non serve a niente. Insigne sta facendo delle cose bellissime, poi arriva qua la palla e a cominciare a capa. Koulibaly ha salvato la faccia a Politano con uno dei suoi passaggi orizzontali schifosissimi. Qua no, qua è fallo e ammonizione. Dai, che sarebbe la seconda, ma lasciamo perdere perché non meritiamo. Però diciamolo lo stesso. E abbiamo perso pure a Temme. No, vabbè, ma io in questa stagione è proprio così. Dai, Lozano, dai.
Dai, ce l'hai, ce l'hai? Oh, che bella mazza! Culi, qua potevi essere anche ammonito, eh? Bisogna dirlo. Sta giocando meglio nel secondo tempo, ma qua poteva essere ammonito tranquillamente. Non l'hai visto proprio pallone. Vedi che Koulibaly non lo serve più agli Usai, ma è logico, cercano di forzare un'altra giocata perché lì non si può giocare. Ecco qua, un altro cartellino già. Ah, niente, non dà niente. Vabbè, vediamo come sta Osimhen, vediamo che tipo di corsa ha. Secondo me Osimhen deve essere un incubo per l'Atalanta. Non è neanche entrato, gli devono mettere una gomitata in testa. Secondo me è un incubo proprio psicologico. Incubo mentalmente. Dai, chi lo aiuta che sta su Lis, si è avviato calcio d'angolo. Bravo Osimhen. 5-3-2, 3-5-2, diciamo tipo Lazio. Diciamo, facciamo per capirci. Mamma mia, come si fa? Come si può fare? Bravo Petagnone. Uè, incredibile, lanciamo direttamente. Ah, perché? Perché ci sta Petagna e Osimhen. Questa è la differenza. Però Waiu comunque non si può fare. Siete stati anche voi fragili mentalmente quando avete visto i 6 minuti di recupero? Io sì, proprio fragile mentalmente. Ragazzi, credetemi, avevamo pure l'opportunità di imbuttarla dentro alla fine, ma questo 0-0 è dorato e vi spiegherò il perché. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Le tattiche. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.